Benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo i funerali dell'uomo morto dopo 20 giorni in attesa di un intervento al Villa Sofia. La figlia è stato un martire. Dopo le dimissioni del direttore sanitario reagiscono i medici ospedalieri della Cimo. Si vuole sgretolare il sistema pubblico. Nuovo sopralluogo del PD nei pronto soccorso, oggi ad Agrigento. Svolta in Sicilia per le coppie che hanno difficoltà ad avere figli. Da quest'anno potranno accedere alla fecondazione assistita pagando un ticket e risparmiando migliaia di euro. Furti nelle campagne, una piaga che mette in ginocchio i coltivatori. Bande organizzate fanno razzie di arance rosse. Il danno per i produttori è enorme, la denuncia di Coldiretti. Crisi idrica, anche Palermo di nuovo nei guai. Negli invasi c'è acqua solo fine a marzo. Si pensa ad altri turni ancora. La bici lanciata giù dai Murazzi a Torino, condannata a 16 anni. La ragazza che ha reso tetraplegico Mauro Glorioso, studente di Palermo. Il padre del giovane, neanche questa sentenza restituisce a Mauro una qualità di vita accettabile. Due catanesi i vincitori del prestigioso riconoscimento di fisica Giovan Pietro Grimaldi, la premiazione a Modica. Calcio, Serie B, domani al Barbera arriva il Modena per il primo impegno del nuovo anno. Palermo con tante assenze e ancora senza acquisti dal mercato. Serie C, il Catania domani al Massimino riceve la Juventus Next Gen. Fra poco in campo il Messina con il Taranto, il Trapani riceve il Crotone. Bentrovati. Mio padre è un martire. La figlia dell'uomo morto per aver aspettato 20 giorni in corsia alla Villa Sofia per un intervento alla spalla, parla ai nostri microfoni dopo i funerali del padre. Intanto ieri le dimissioni del direttore sanitario. Lunedì il governatore Schifani incontrerà il direttore generale di Villa Sofia, Marco Gullà. Mio padre è stato un martire, quindi spero che la sua morte faccia giustizia e consenta a tante altre persone come lui di restare invece in vita. Ecco. Lei è la figlia di Giuseppe Barbaro, il 76enne morto a Villa Sofia dopo aver atteso per oltre 20 giorni un intervento alla spalla. Questa mattina ai funerali, un decesso che ha fatto scalpore con l'ira del presidente della regione Renato Schifani e le successive dimissioni del direttore sanitario di Villa Sofia arrivate ieri. La sanità siciliana è nel caos, con pazienti che attendono in barella da 10 giorni e con posti esauriti negli ospedali. Lui voleva solo tornare a casa dal primo giorno. Spero che la morte di papà serva a qualcosa, solo questo. Intanto il presidente della regione Renato Schifani ha convocato per lunedì pomeriggio a Palazzo d'Orleans il direttore generale di Villa Sofia Roberto Colletti. L'incontro servirà per discutere delle criticità emerse di recente nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero. Il Cimo in una nota però sottolinea solidarietà ai medici e al direttore sanitario che si è dimesso. Se qualcuno ha in mente di finire di sgretolare il sistema sanitario pubblico, dice il segretario Bonsignore, ci stiamo avvicinando a grandi passi all'obiettivo finale. Una donna ha aggredito una dottoressa dell'ospedale di Biancavilla nel Catanese e ha colpito anche l'infermiere e una guardia giurata che erano intervenuti per difenderla. La donna, una 25enne, è stata arrestata. L'aggressione è avvenuta tra i reparti di pediatria e del pronto soccorso e sarebbe da collegare alle visite a cui la dottoressa aveva sottoposto 2 figli piccoli della donna. Intanto il Partito Democratico ha avviato un monitoraggio negli ospedali siciliani per verificare le varie criticità dei pronto soccorsi. La deputata nazionale Iacono ha ispezionato quello del nosocomio di Agrigento. Davide Sardo.
Decine di pazienti in attesa, familiari in protesta, ambulanze bloccate per l'assenza di barelle e la fotografia del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento scattata dalla deputata Giovanna Iacono del Partito Democratico durante uno dei sopralluoghi della 2 giorni organizzata dalla PD per monitorare le condizioni della sanità siciliana travolta dalle difficoltà. E i dati che abbiamo ci danno un quadro abbastanza tragico della situazione, quindi con carenze strutturali ma anche con carenze di personale, e questo è chiaro che rende difficoltoso poi quello che dovrebbe essere al centro della sanità pubblica, e quindi il diritto delle persone ad avere le cure appropriate. Fermo restando anche che ci sono altri dati che ci forniscono una situazione per cui chi non ha la possibilità economica di curarsi non si cura più in Italia e in Sicilia. Pochi medici e infermieri, scarso il numero di operatori sociosanitari, assenza di collegamenti tra i pronto soccorso e le strutture sanitarie territoriali, posti letto insufficienti. Il sistema sanitario pubblico siciliano è al collasso e il bilancio del segretario regionale Barbagallo, nonostante la grande abnegazione di medici e personale sanitario, perché il centrodestra ha scelto lo smantellamento a favore del sistema privato. Un invito ai nostri ascoltatori: lunghe attese per prenotare appunto una visita medica, carenze di medici, ritardi nei ricoveri, ma anche novità positive nei reparti. Ditelo al vostro TG, scrivete al WhatsApp 342 74 55 005 del TG Sicilia e racconteremo tutto nei nostri servizi, e naturalmente l'invito vale anche per il personale sanitario. Vi aspettiamo. Dal 1 gennaio la procreazione assistita è entrata a far parte degli livelli essenziali di assistenza. Anche in Sicilia, dunque, le coppie che hanno difficoltà ad avere figli potranno accedere a queste costose cure pagando un ticket. È una svolta epocale, commentano i medici, ma resta da sciogliere il nodo delle coperture economiche. Emanuela Corsi. Svolta in Sicilia per le coppie che hanno difficoltà ad avere figli. Da quest'anno infatti potranno accedere alla procreazione assistita pagando un ticket e risparmiando migliaia di euro. Dal 1 gennaio il nuovo decreto del ministro della Salute Schillaci ha inserito questa prestazione medica assieme ad altre all'interno dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Fino al 31 dicembre dell'anno scorso la fecondazione omologa e quella eterologa invece erano fuori dall'elenco. I centri pubblici siciliani già attrezzati sono il Cannissaro di Catania, il Cervello di Palermo e il Papardo di Messina, mentre sono 9 i centri privati accreditati, 4 a Palermo, 3 a Catania, 1 a Messina e 1 a Ragusa. Il costo del ticket ammonta a 730 euro, una cifra non da poco ma che comunque permetterà di risparmiare migliaia di euro. Una svolta epocale, sono ormai 7-8 anni che aspettiamo che venga permesso alle coppie di accedere e avere i trattamenti di riproduzione medicalmente assistita a carico del sistema sanitario nazionale. Fin qui la bella notizia, ma resta ancora da risolvere il nodo delle coperture. L'assessorato infatti deve ancora stabilire un budget. Devono assegnare i fondi che devono essere messi a disposizione di queste coppie. Dai fondi dipenderà anche quante coppie potranno accedere. Spero che i fondi siano sufficienti per accettare tutte le coppie. Noi ci immaginiamo che ci sia anche un aumento delle coppie che accederanno e chiederanno di avere un figlio attraverso la medicina, non avendolo naturalmente. Sono 80.000 le coppie che affrontano la procreazione assistita in un anno, 5.000 le coppie siciliane che si rivolgono ai centri specializzati. Durante la discussione dell'ultima finanziaria regionale, grazie ad un emendamento, è stato anche istituito un fondo da 1,5 milioni di euro per aiutare quelle coppie con un reddito ISEE basso che non sono in grado di sostenere neanche le spese del ticket. Voltiamo pagina. Notte di incendi a Palermo. 5 auto sono state danneggiate da un rogo in via Levanzo che potrebbe essere doloso. In via Margi Faraci i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere i cassonetti dati alle fiamme, sono stati accolti da una sassaiola. Furti nelle campagne, una piaga che mette in ginocchio i coltivatori. Bande organizzate fanno razzie di arance rosse e il danno per i produttori è enorme. La denuncia di Coldiretti, Orazio Longo.
Non si tratta del piccolo furto del chilo di arance o di limoni, di uva o di angurie, si tratta di vere e proprie bande organizzate che rubano con sistematicità dai terreni coltivati e messi a produzione. Una vera e propria piaga che in queste settimane ha preso di mira la produzione delle arance. Il bottino arriva anche a 50 quintali in una sola ora, equivalente a un danno di 3.000 euro più o meno per i coltivatori, con una frequenza di furti che è giornaliera. Le zone prese di mira sono quelle della piana di Catania Sud, da Palagonia a Scordia, a Lentini, a Militello, quella che ha resistito meglio alla siccità e che ora sta producendo un buon prodotto di arancia rossa. I ladri arrivano organizzati di tutto punto, con auto pronte a trasportare il prodotto, taglierini a batteria, cesoie per far saltare in un solo colpo i lucchetti dei cancelli. Rubano dall'albero di giorno, i proprietari si organizzano, fanno ronde, mettono sorveglianti privati, ma nulla possono contro squadre numerose. E il rischio è anche per l'incolumità. A raccontare la situazione al prefetto di Catania è stata la Coldiretti. Abbiamo segnalato in particolar modo la dinamica dei furti compiuti da vere e proprie bande organizzate di delinquenti che depredono le aziende rubando quantità significative di agrumi che poi vendono agli angoli delle strade. Tra le richieste inoltre quelle di intensificare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e incrementare il controllo sulla vendita abusiva. Le associazioni dei coltivatori sottolineano l'importanza di denunciare i furti anche se di modico valore. Il problema è annoso e si ripropone periodicamente ma con numeri sempre più alti. Il prefetto da parte sua ha confermato l'impegno per far sì che i comuni diano un necessario supporto per l'installazione lungo le strade provinciali della videosorveglianza. La questione sarà proposta in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Siamo quasi a metà gennaio e in Sicilia la crisi idrica resta grave. Le piogge invernali non sono ancora sufficienti per l'approvvigionamento, tant'è vero che a Palermo si comincia a pensare a una nuova turnazione aggiuntiva, perché negli invasi c'è acqua solo fino a marzo. Maglio Viola. Acqua razionata a Palermo e provincia anche per tutto l'inverno e non è escluso che si sia costretti ad ampliare la turnazione che al momento è solo settimanale e non dappertutto. La situazione sul fronte dell'emergenza idrica nel Palermitano infatti resta drammatica, anche se le province della Sicilia centrale sono messe persino peggio. Le precipitazioni verificatesi nei giorni delle festività natalizie hanno consentito di accumulare circa 2.700.000 metri cubi d'acqua negli invasi. I 4 invasi dell'area, Poma, Rosamarina, Scansano e Piana degli Albanesi, attualmente registrano rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente però una riduzione percentuale di oltre il 60% di accumulo d'acqua. Per fronteggiare la situazione degli invasi, che resta molto grave, si sta ricorrendo ai pozzi. Dal prossimo 17 gennaio inizia comunque il monitoraggio costante di questi invasi, ma se la situazione non cambierà si valuterà di ampliare la turnazione ad altre aree e togliere l'acqua non più un solo giorno alla settimana. Se a Palermo la situazione peggiora, nella Sicilia centrale invece migliora, anche se non ancora per gli utenti. Lì la turnazione è ben più pesante e la cabina di regia regionale ha autorizzato l'aumento del prelievo dal Fanaco di 50 litri al secondo per 5 comuni dell'Agrigentino. Nel Nisseno e nell'Ennese invece l'acqua oggi arriva ogni 3 giorni ed è un miglioramento, in estate arrivava ogni 5. Ma la chiusura degli acquedotti fa emergere la vetustà delle strutture. Negli ultimi 2 turni di distribuzione acqua sporca dei rubinetti e ora si cerca di correre ai ripari, ma trovare il problema nella rete non è cosa semplice. A Catania un operaio di una ditta privata è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in Viale Vittorio Veneto. L'uomo, per rimuovere le luminarie di Natale, era salito su una scala appoggiata a un palo della luce che all'improvviso ha ceduto. L'operaio è caduto sull'asfalto, per fortuna non sarebbe in gravi condizioni. Sei la mia schiava, devi fare tutto ciò che ti dico, urla alla moglie. Lei fugge, ma lui la insegue e la raggiunge nel terrazzo di casa, colpendola con un tavolino di ferro all'addome e quando la donna cade a terra con calci in testa. L'accusa contestata dalla polizia a un uomo di 61 anni arrestato a Catania per maltrattamenti e lesioni. La bici giù dai Murazzi, il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni, è una condanna severa, la ragazza del gruppo che 2 anni fa ha reso tetraplegico Mauro Glorioso, studente di medicina palermitano. Ma il padre del giovane dice neanche questa sentenza può restituire a Mauro e a noi una qualità di vita accettabile. Emanuela Corsi. La mia speranza è che il 7 settembre io posso dirgli questa frase:
Maurino, hai avuto la giustizia che ti meriti. Era il 2023 quando Michele Glorioso pubblicava questo video su Instagram chiedendo giustizia per il fratello Mauro, il giovane studente palermitano reso tetraplegico da 5 ragazzi, di cui 3 minorenni, che scagliarono dai Murazzi di Torino una bici elettrica ferendolo gravemente. Gli autori del lancio della bici erano stati individuati dagli investigatori in 3 minorenni, condannati in via definitiva con rito abbreviato a pene comprese tra 6 anni e 8 mesi e i 9 anni e 6 mesi. Per uno dei 2 maggiorenni del gruppo a fine gennaio si ripeterà il processo d'appello dopo l'annullamento della sentenza precedente da parte della Cassazione. La condanna più dura è stata inflitta ieri a Sara, l'altra maggiorenne, che ha scelto il rito ordinario e che il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni per concorso morale e intentato omicidio. Una sentenza esemplare, inaspettata, che nonostante tutto non restituirà una vita normale a Mauro né serenità ai familiari. Dopo la lettura del dispositivo, uno dei legali della famiglia Glorioso ha riferito il commento del padre del giovane. Anche questo esito processuale non può restituire a Mauro e a noi una qualità di vita accettabile. È così che Mauro Glorioso ha spinto la famiglia a revocare la costituzione di parte civile nel processo. Basta, papà non deve andare più, soffre ancora, ogni volta. Sono state le parole del ragazzo, oggi 23enne, riferite sempre dall'avvocato che ha spiegato: non voleva più perché era un'ulteriore sofferenza per il padre, visto che da parte degli imputati non c'è mai stato un vero pentimento. Quando venne mostrata in aula la foto di Mauro, reso tetraplegico, non hanno alzato nemmeno un sopracciglio. Oggi alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia ritornerà Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti, che si occuperà di riforma della giustizia, con riferimento alla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e delle tensioni nel Partito Democratico siciliano. Tra gli ospiti del dibattito anche il costituzionalista Felice Giuffrè, componente laico del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, il procuratore capo di Messina Antonio D'Amato, il giudice GIP di Ragusa Andrea Reale e il procuratore aggiunto a Catania Ignazio Fonzo. 2 catanesi sono i vincitori del prestigioso premio di fisica Giovan Pietro Grimaldi per l'anno 2024. La premiazione si è tenuta a Modica. Veronica Barbarino. Un professore e un ricercatore, Francesco Capuzzello e Marco Lacognata, sono i vincitori ex aequo del premio di fisica Giovan Pietro Grimaldi per l'anno 2024. Il premio, istituito per ricordare l'impegno scientifico e civile dell'illustre fisico modicano, che fu anche rettore dell'Università di Catania, è un prestigioso riconoscimento che la Fondazione Grimaldi di Modica, in collaborazione con l'Accademia Gioenia di Catania, conferisce ogni 5 anni alle eccezionali ricerche nel campo della fisica in Sicilia. Il dottor Lacognata ha presentato lo studio degli effetti puramente nucleari nella sezione d'urto di diffusione protone-protone, utile a comprendere la struttura e le reazioni tra nuclei e di conseguenza la formazione degli isotopi che formano noi stessi e il mondo che ci circonda. Una grande soddisfazione anche perché tutta la mia carriera accademica si è svolta qui in Sicilia, a Catania, tra l'università e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E quindi essere premiato per il miglior articolo scientifico ex aequo con un mio collega, comunque è un grande onore, è un grande piacere, anche perché appunto si tratta della mia terra. Premiato in ex aequo l'innovativo approccio al fondamentale problema della massa del neutrino di Majorana. A differenza di tante ricerche in cui noi siciliani siamo costretti ad andare fuori, in questo caso sta succedendo il contrario. Si è creata una collaborazione internazionale di quasi 100 ricercatori di 12 paesi e circa 34 istituzioni. I premi sono stati conferiti dal rettore dell'Ateneo di Catania, il professore Francesco Priolo. Complimenti ai 2 fisici catanesi. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco una ricca pagina sportiva, domani il Palermo accoglie il Modena e al Massimino il Catania riceverà la Juventus Next Gen. Oggi pomeriggio il Messina gioca con il Taranto. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calcio, vigilia di match del primo impegno del 2025 per il Palermo, che domani alla Barbera sfiderà il Modena.
Tante assenze in casa rosanero e il tecnico Dionisi ancora sotto esame. Marco Goulart. Ripartire. Il diktat in casa Palermo per il 2025 è proprio quello di riprendere a marciare. Domani al Barbera arriva il Modena per il primo impegno del nuovo anno. Ancora nessun acquisto. Il neo DS Ossi sta lavorando a fari spenti, ma contro i canarini Dionisi dovrà fare di necessità virtù. Tanti assenti, mancheranno il portiere De Planche, poi Di Mariano, Di Francesco. Dopo la fiducia ridata a Brunoni, l'attaccante domani dovrebbe essere titolare al fianco di Ledoiron. Nonostante la conferma, Alessio Dionisi è ancora sotto esame. L'allenatore oggi in sala stampa ha detto: ho parlato con la società, anche io mi sento in discussione ogni giorno, stiamo approfondendo la conoscenza con Osti, non sono comunque l'unico responsabile, non stiamo facendo bene, è palese, ma siamo fiduciosi e ci rialzeremo. Dionisi dovrebbe confermare la difesa a 3 con Banica, Nicolao e Ceccaroni, Ranocchia regista, Verre in ballottaggio con Basic, in porta andrà Salvatore Sirigu che torna titolare col Palermo in campionato dopo 14 anni. Domani fischio d'inizio alle 15. Il Catania domani al Massimino riceve la Juventus Next Gen. Chiedo continuità durante la partita e nel corso del campionato, dice Toscano. Marco Carli. Trovare continuità, quella che è mancata finora, è l'obiettivo del Catania, ancor più dopo i 2 minuti di Benevento che hanno cambiato la partita e anche le prospettive. Ma la gara con la capolista è ormai alle spalle, adesso c'è la Juventus Next Gen che arriva al Massimino forte di una serie di 6 risultati utili consecutivi con 4 vittorie e 2 pari. Squadra rivitalizzata dalla cura Brambilla che però il Catania deve battere per ottenere l'infa in questa fase di stagione delicata, con il mercato entrato ormai nel vivo. Ho avuto la fortuna di incontrare la Juventus la passata stagione e il percorso e la filosofia di questa società, di questa squadra ti dice che il girone d'andata è una squadra, il girone di ritorno è tutt'altra squadra, perché, ma è normale, facendo giocare dei 2006-2005 hanno bisogno di tempo per crescere. Toscano conta su Jimenez fra i convocati da verificare l'utilizzo dall'inizio nel caso alternativa Verna, Di Tacchio disponibile ancora partita in corso dopo una settimana difficile a causa di un virus che l'ha debilitato. Per il resto ancora inutilizzabili Betters, Di Gennaro, Luperini e Sturaro con possibile impiego in avvio di gran parte, se non di tutti, gli interpreti che hanno iniziato a Benevento. A noi manca quella continuità, lo diciamo sempre, la continuità tra partita e partita e durante la partita. Dobbiamo lavorarci assolutamente. Catania Juventus Next Gen sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, commenti da studio e alla fine le interviste ai protagonisti. Nel pomeriggio il Messina gioca contro il Taranto sul neutro di Francavilla Fontana, impegno casalingo invece per il Trapani che domani ospita al provinciale il Crotone. Sergio Colosi. Messina e Taranto ricorderanno a lungo nella loro storia la partita di oggi a porte chiuse sul neutro di Francavilla Fontana. I numeri dicono già tanto, 19 punti in 2, 29 senza la penalizzazione dei rossoblù, ma le ultime vicende sono ancora più drammatiche della classifica, lontane da un campionato professionistico. Del Taranto si sapeva tutto, di una retrocessione annunciata, ma a ruota potrebbe seguirlo il Messina, che non lo batte a domicilio da 65 anni. Poco più di una settimana dal cambio societario, ma la situazione peloritana è ancora più grave. Giocatori in fuga, 6 non convocati destinati ad altre squadre, su tutti Petrungaro già del Potenza, Frisenna e Rizzo, nuovi e vecchi dirigenti assenti, nessun rinforzo, il DS Roma in fuga e una squadra allo sbando. Così quella che oggi poteva essere la partita del rilancio, dopo 6 sconfitte in 7 giornate, rischia di trasformarsi nell'ennesimo stop e contro questo Taranto sarebbe di una gravità assoluta. Uomini contati per Modica, tornato al timone dopo un attacco influenzale, inserimento di Morleo e Salvo in difesa, in attacco Luciani e Anatriello all'ultima presenza con il Messina. Calendario favorevole per il Trapani, imbattuto con Capuano ma in cerca di vittorie. Può rilanciarsi nel doppio turno casalingo contro Crotone e Taranto. Domani in porta c'è Ucai, promosso titolare a Picerno. Futsal, la Meta Catania conferma il suo momento d'oro vincendo a Roma. È l'8ª vittoria nelle ultime 9 partite fra Supercoppa e campionato. Marco Carli.
Un'altra grande prestazione che trasforma subito in episodio la sconfitta di 2 giorni fa a Pomezia. La Meta Catania vince in campionato dilagando a Roma contro una delle squadre che insieme ai catanesi vuole recitare da protagonista. 6-1 il finale, il tutto a distanza di qualche giorno dalla grandissima affermazione in Supercoppa con 2 partite vinte con prepotenza. Catania che nonostante l'assenza di Becao domina da subito, 4-1 all'intervallo grazie alle reti di Salamone, Podda e alla doppietta di Carmelo Musumeci con un Giovanni Pulvirenti in grande spolvero e con la Roma che si vede solo per qualche minuto con il gol del provvisorio 2-1. I giocatori hanno mostrato un livello altissimo, sta chiaro che non era facile anche perché abbiamo giocato mercoledì e anche perché veniamo di questa Supercoppa che disturba un po' la testa. E anche perché giochiamo contro la Roma che è una grandissima squadra. Nella ripresa altre 2 reti, Turmene e ancora Salamone, Sichera difende il rotondo parziale e i campioni d'Italia si confermano fortissimi. Gli obiettivi li ha chiariti il presidente Musumeci nel corso della trasmissione preview su Telecolor. Stiamo cercando, mantenendo questo gruppo dell'anno scorso, quindi una squadra rodata, di dosare le forze soprattutto per come stanno andando le cose, giochiamo ogni 2 giorni e arrivare al meglio sia alla finaletta di Coppa Italia sia agli eventuali playoff. E noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.